Vai, Vado? vai, Noi abbiamo... Vado se non mi spingi. vai. No, vado! Comincia. Dove sto andando? Vai. Perché abbiamo deciso di andare a fare uno slow tour per l'Italia? Perché ci siamo resi conto che l'Italia in pratica è il paese più vario che c'è. Ma all'interno dell'Italia, che è già il paese più vario che c'è nel mondo, ci sono alcune regioni ancora più varie. La Liguria, per esempio. In Liguria c'è veramente tutto, c'è il mare, c'è la montagna, la collina. C'è tutto. Infatti, per esempio, tu vai a Genova, io sono andata a Genova, anzi, io sono andata a Genova, tu sei andata da un'altra parte, io a Genova, e ho visto la capitale della cultura, un luogo veramente eccezionale, strade meravigliose, palazzi stupendi, ma a pochi chilometri alla fine si può salire fino a Baiardo, il paese più alto della Liguria, praticamente il piccolo Tibet, dove ho assistito a una cerimonia celtica. Ecco, io invece per esempio in barca sono arrivati a Portofino e lì c'è questo turismo charmant, vips, se così posso dire. Poi però se vai alle Cinque Terre, beh, è il turismo ecologico per eccellenza, un posto meraviglioso. A proposito, posso fare un appello e una critica ai turisti in quanto turista. Allora, i turisti quando succede una tragedia in un luogo magari vanno a fare del turismo catastrofico. Cioè ci vanno subito per andare a vedere la Poi dicono, tragedia. ma lì però adesso sono messi male e non ci tornano più. No! È passato un sacco di tempo, l'accoglienza turistica in Liguria è perfetta, è a posto e ci aspettano perché è una delle risorse fondamentali di questa regione bella, bellissima. Noi l'abbiamo girata per mare, per cielo e per terra e la Liguria davvero è ineguagliabile. Genova, Porto Antico, l'acquario dove si trova uno spaccato vivente di tutta la biologia marina. Per esempio, famosi lamantini. Esatto, sono dei mammiferi marini, quindi come foche, delfini, balene, balenottere. Questi qua sono due maschi, sono due fratelli. Le femmine hanno addirittura il seno e quindi vengono scambiate per sirene. Esatto, di fatto pare che i lamantini in passato siano proprio stati i responsabili della nascita del mito delle sirene. Questi due lamantini sono nati in cattività, Sì. ma non vengono più liberati. No, allora, intanto proprio per i lamantini esiste un programma tra i vari acquari e zoo e strutture insomma, che si occupano della divulgazione delle scienze naturali e delle scienze biologiche, di scambiarsi gli animali, quindi di non prelevarne altri in natura. E poi tieni presente che un animale che è nato in un ambiente controllato, quindi in uno zoo, in un acquario, è rischioso per lui essere liberato, perché questi animali, anche se mantengono l'istinto, quello che è il loro comportamento in ambiente naturale, insomma lo perdono perché sono abituati ad avere una vita regolamentata da tutta una serie di attività. Allora, questa è la vasca dedicata agli squali. Abbiamo lo squalo toro, che è quello che ci sta passando davanti, poi abbiamo lo squalo grigio, abbiamo lo squalo zebra, che è quello che in realtà è a Poix, abbiamo il pesce sega. Il pesce sega esiste! Esiste! Momento solenne. Il pesce sega è bellissimo. A che cosa serve la sega a quel povero pesce sega? Allora, quella scomoda stega che si deve scomodissima. portare, non può mai lasciare, serve essenzialmente per rimuovere la sabbia e cercare le prede nella sabbia. È una sogliola con la sega, ho capito? Questa è l'area dedicata alle aree marine protette del Mediterraneo. Ma dai. Questo è un tordo, quella lì è una castagnola rossa. Loro, vivendo in prossimità di rocce anfratti, hanno sviluppato la capacità di nascondersi, per cui possono andare in retromarcia, si infilano nelle tane e poi sono rossi e il rosso è il primo colore che sparisce sott'acqua. Ah, quindi io non li ho mai visti perché vanno in retromarcia, si nascondono e sono invisibili, come Harry Potter. Oddio, Picci! C'è un filmato di un delfino che sta nascendo, è meraviglioso. La coda nel corpo della mamma è morbida per poter, insomma, per non infastidire troppo la mamma,
e quindi quando esce deve avere il tempo di diventare un pochino più rigida per consentire un nuoto efficace. E al poi piccolo. lo deve portare su e guarda. E tra l'altro proprio dai primi momenti comincia anche a sviluppare il fischio firma, che è un po' il nome del delfino. È il suono caratteristico i delfini producono tutta una serie di suoni e uno di questi è il fischio firma, che è distintivo e caratteristico di ogni esemplare, e questo consente quindi alla mamma di riconoscere il piccolino quando si allontana un pochino. I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. Questo è un pitone verde e siamo in una zona molto particolare dell'acquario di Genova. Sì, qua siamo nella zona della nave blu dell'acquario di Genova, che è stata aggiunta nel 1998 ed è dedicata al tema della biodiversità. Ho visto che qui in mezzo c'è anche una tartaruga gigante. Io adoro le tartarughe, qual è la sua storia? Ma allora, questo è un esemplare di tartaruga verde che si chiama Cuba. È una tartaruga che abbiamo ritrovato una mattina in una scatola davanti all'acquario con una lettera che diceva che era stata salvata sulla spiaggia di Cuba e arrivata in Italia, ma probabilmente era diventato troppo impegnativo per chi l'aveva preso tenerla in casa, perché come poi hai potuto vedere è cresciuta un pochino. E come mai c'è il ghiaccio? C'è il ghiaccio perché stiamo per entrare nell'area dedicata proprio all'Antartica, che è proprio un continente di ghiaccio. I pinguini. C'è da dire che questi non sono né mammiferi né pesci, ma sono uccelli. Pensa a te, tutto, di tutto si è adattato dentro l'acqua. Sono uccelli che non sanno volare ma sanno nuotare. Infatti usano le ali per nuotare. Slow Tour, un viaggio in Italia alla ricerca della biodiversità italiana. Qui sul lungomare di Levanto ho incontrato Nelida, detta Nelly, Nelly, esatto, sì. salatrice di acciughe. Esattamente. Noi siamo una cooperativa, le ragazze del parco, che lavora per il Parco Nazionale delle Cinque Terre dal 2002 e a cui è stata data in gestione il centro Salagione di Levanto nel 2006 e dal 2006 ci occupiamo appunto di salare le acciughe, le famosissime acciughe di Monte Rosso. Con permesso, ma siete perfette, tutte bianche. Una meraviglia, per adesso sì, fra qualche minuto no. Sara, Marina, Erina, Federica, Guerrina, Raffaella. Provo anche io a decapitare le malcapitate acciughe, ma non è mica facile. Sono acciughe, non sardine, no? Acciughe. Quindi la differenza tra acciughe e sardina è che lei è più magra. L'acciuga è molto più magra. E oltretutto sembra una stupidaggine, ma l'acciuga dell'Adriatico, perché mangia molto di più ed è più grassa, non si può salare. Guarda, sono un'acciuga dell'Adriatico. Va bene, ho capito. Allora, la differenza tra acciuga e sarda. L'acciuga è più lunga, più affusolata e più magra, ha un colore più sul blu e sul grigio compatto sulla schiena, mentre la sarda è più panciuta e più grassa. Magro come un'acciuga, non a caso. Mi sono tutto sporcato, anche le mani, c'è mica un grembiulino anche per me? Ah certo, arriviamo grazie. subito. Quando le puliamo, una cosa a cui dobbiamo fare attenzione è a non togliere questo ossicino duro, rotondo che è qua, perché protegge l'acciuga, la mantiene bella intera. Allora, la impugno qui, schiaccio forte in cima. finché non sento che si rompe. Ecco, poi giri leggermente e via via. Bravissimo, però l'hai disintegrata tutta. Decapitare mi fa impressione. Un po' di sale in modo tale che perdano il primo sangue, la prima acqua e non si perdano, perché il sale le comincia a conservare e fa in modo che non vadano a Perché queste sono male. pescate ieri. Ieri mattina, esattamente. Certo, è un lavoraccio. Meno di 30 euro al chilo con i costi che abbiamo, impossibile. E non si diventa ricche. Assolutamente no, noi andiamo in pari con questa attività, però si conserva una tradizione millenaria. È presto detto, dopo essere state pulite e presalate, le acciughe vengono messe in bell'ordine nei barili. E poi quanto devono rimanere qua dentro? più o meno 3 mesi, 2 o 3 mesi. Acciughe salate, prodotto tipico delle Cinque Terre. Com'è che le posso mangiare in maniera semplice? Pulite così, sciacquate, un filo d'olio
una spolverata di origano, dell'aglio tritato fine fine e capri sott'aceto, visto che anche questi crescono abbondantemente nei nostri muretti a secco. Posso così? Voglia. Devi. È squisita. Hanno un sapore delicatissimo ma forte. Certo. Poi è giusto, perché cucinarle con altre cose? Si mangiano così. È la cosa migliore. È potente, però c'ha una sua delicatezza, come loro. Do un bacio a Patrizio. Eccola subito lei. Stiamo salendo da Ventimiglia verso Baiardo, dove troveremo un festival molto interessante. Ma intanto stiamo ammirando i paesi che si incontrano lungo la strada. E questo è Apricale. Siamo a Baiardo, Baiardo è un paese in montagna praticamente, a 1000 metri sul mare, e qui siamo arrivati dai Druidi, una festa celtica. Mi ha donato il rosmarino. Sì, è una pianta sacra, perché questa pianta porta anche fortuna. Fra l'altro è l'erba, anzi l'erba officinale dei giusti. È vero? Io mi chiamo Giusti. Tu lo sai che fra i druidi non c'erano solo uomini, c'erano anche donne? Sì. Certo. Perché voi vi identificate di più nelle cerimonie, una cerimonia celtica piuttosto che una cerimonia, voglio dire, cristiana, che appartiene, come dire, a una tradizione più vicina, se vuoi? Ma perché comunque secondo noi è giusto abbracciare e cercare di interagire anche con le tradizioni estere, le tradizioni che magari non sono proprio vicine a quello che è un principio italico. Se non mi riprende il prosciutto che taglio di cinghiale autentico, guarda di qua che c'è il pelo, per favore. Lo vedi qua? Puoi girare. Allora, ci sono delle cose vere, delle cose meno vere, delle cose un po' più così fumettose, delle cose un po' più realistiche. Mi hanno detto però che il vero druido di Baiardo è lui. Sì. Perché? Perché lui è il personaggio. Noi viviamo qua, Esatto. Perché voi vivete qua? Viviamo qua, sì, sì. L'anno. Abbiamo ereditato proprio dai druidi. Questo posto? Allora, i druidi si mantenevano giovani salendo giorno e notte per andare a vedere il tramonto. Eccomi. E allora, e questo sarebbe il piccolo Tibet. Piccolo Tibet Della Liguria, il comune più alto della Liguria. Stupendo. Quanti metri è? 1000. Qui 1000. Ah, 1000 spaccati? Poi questa punta Dalla qua. chiesa siamo 1000 metri. Fantastico. Naturalmente prima della chiesa che cosa c'era? Il tempio. Eccolo. Ma non un tempio pre-cristiano. Sì, certo. Andiamo a vedere. Dai. Andiamo a vedere. Dai, vi siete ripresi? Siamo arrivati alla chiesa nella sommità di questo piccolo Tibet che è questo paese. Comunque anche sui capitelli, che ci sono delle specie di volti come quelli nella lunigiana, no? I luni. Sì, luni. Grandi, cose tempio meravigliose. pagano, Quindi un tempio pagano ma potente. Però avevano una cultura indoeuropea, perché se noi entriamo dentro, sulla nostra sinistra, troviamo la croce celtica. Vieni, andiamo.
La mattina delle ceneri. Delle ceneri, sì. Ed erano tutti in chiesa ed è crollato il tetto della chiesa e ha liberato le colonne preesistenti. Andiamo fuori a vedere questi altri capitelli. I volti, sì. Su una di queste colonne c'è un volto Su due. mongolo, cinese, che cos'è? Indoeuropeo. Il copricapo ha un piccolo particolare, che ha due cerchi, che risale a una casta della Mongolia. Cioè, come abbiamo fatto sta gente in un posto sperduto così, avere una certa conoscenza. Sì, certo. Anche quest'altro è un volto strano. Il baffo è molto contorto e risale proprio, cioè a un qualcosa che non era di cultura occidentale. Cioè... Inizia a fare questa spirale, Sì, c'è anche sì, una sì, cosa sì, strana, sì. insomma, così come la spirale là. In ogni caso qui è meraviglioso, anche solo il paesaggio. Una sovrapposizione di montagne. E diceva René che il fatto che qui ci sia questo forte anche magnetismo potrebbe anche essere dato da un fatto fisico. Sulla Valle delle Meraviglie ci sono grandi insediamenti di uranio. In certe giornate la bussola continua a girare, non porta il magnetismo a nord, ma veramente, cioè, si può... Mangiare celtico naturalmente. Cosa c'è? Cosa abbiamo? Frittelline di verdura, insalate di cavolo rosso con la salsa acida, speck e grano pestao. Tipico celt. Buono. È un vino molto druido. Mangiavano bene i druidi, mica scemi. Come fate la frittellina? Allora, erbette selvatiche, birra, un po' di farina e basta, un po' di formaggio e uova. Questo sospettavo di questo, invece è buonissimo. Cavolo rosso con crema acida e mela. Siamo un po' emozionati, però siamo pronti a fare questa cosa che per noi è un momento molto speciale. Il rito del cambiamento. Il rito in cui si ha la possibilità di gettare via una parte di sé che non si vuole più. È un gioco, è teatro e nello stesso tempo è un momento speciale che condividiamo con queste persone. Scrivi in un biglietto le cose che vuoi cancellare e ci sarà un momento nel rito in cui si ha la possibilità di gettarlo nel fuoco. Possiamo mettere un desiderio negativo oppure un pensiero positivo per incrementare questa intenzione. Alla dea e al Dio chiedo il permesso e la protezione per far di questo rito un percorso di vita. Sia aperto il cerchio del sale. Ora! Sono il cerimoniere della fiamma, del fuoco porto i saluti. Alla dea e al Dio chiedo il permesso di far di questo rito una rinascita a nuova vita. Sia acceso ora il cerchio del fuoco. Il fuoco ha parlato. Sator! Arepo! Tenet! Opera! La baia di Portofino. Si riconosce immediatamente, è piena di yacht, di mega yacht. Uno dei posti più famosi e più belli del mondo. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. Buongiorno signora. Io voglio cercare un portofinese vero. Portofinese vero, guardi qui alla tabella, guarda lui è un portofinese Quel vero. signore lì? Sì, verissimo, Va bene, doc. grazie. Buongiorno.
Io sono un turista, arrivo a Portofino, sono felice, guardo questo posto che è una meraviglia, dove vado per stare un po' fuori da tutta questa confusione, per vedere il punto di vista di Portofino, che è un porto finissimo come lei, mi potrebbe consigliare? Allora direi andare alla chiesa San Giorgio. Da lassù poi se vuole prosegue al castello e volendo ancora arriva alla punta che c'è il faro e lì è tutto un posto piedi? Sì, qui No, certo. la macchina bisogna lasciarla al parcheggio, poi abbiamo tutto a piedi. Una meraviglia. C'è sempre un percorso in salita, c'è sempre qualcosa di faticoso, però nei posti molto turistici come Portofino è anche l'unico modo per selezionare un attimo e per stare un po' in pace. Qua c'è meno gente di giù. Dalla chiesa di San Giorgio si vede un panorama meraviglioso. A proposito, Portofino è un posto piccolino, però ha due santi patroni, San Giorgio e San Martino. È perché nel 600 d.C. qui sono arrivati i Longobardi ariani, e quindi c'era bisogno di salvaguardare la fede con un baluardo di due santi due, Portofino come baluardo cristianissimo. Ecco, adesso Sventola si vede. Questa bandiera qui ha una particolarità. Dunque, qui c'erano i francesi, Napoleone, poi Napoleone perde. Allora gli inglesi arrivano e assaltano la rocca, bombardano tutta notte, alla mattina arrivano, la rocca è abbandonata e issano la loro bandiera, la bandiera inglese. Solo che la bandiera inglese era uguale alla bandiera genovese, era uguale alla bandiera simbolo di San Giorgio. Quella lì, una bandiera, 3 significati storici. Insomma, questo castello ne ha viste di cotte e di crude a fine 800, quando il console inglese a Genova, che passava sempre di qua con la sua barca e si era innamorato del posto, non l'ha acquistato per 7.000 lire. Per fortuna l'ha tenuto benissimo, l'hanno ristrutturato in maniera filologica e naturalmente, come tutti gli inglesi, amante dei giardini, qui ha fatto costruire un magnifico giardino, finché il castello è diventato del comune e adesso ci sono mostre e iniziative culturali. Watch them chop it up and make you feel so rude. I'm trying to walk around, man, who the hell are you? Pennies or a dollar or a bond or stock. To watch them chop it up and make you feel so rude. I'm trying to walk around, man, who the hell are you? Cosa ci fa un rinoceronte qui sul porticciolo di Portofino? E ci sono effettivamente delle tracce particolari. Seguendole si arriva in un posto speciale. Un museo di scultura contemporanea all'aperto. L'artefice di tutto questo, Daniele Crippa. Ma perché fare un museo come questo di scultura contemporanea proprio qua, in un posto come questo? Diciamo che da un lato è stata una follia, dall'altro è stata la fortuna di trovare un giardino che si affacciava in uno dei posti più belli del mondo. Io nasco come mercante d'arte da tanti anni, poi sono riuscito a raccogliere quello che erano una parte delle mie sculture e a chiedere agli artisti di partecipare a questa avventura. E le opere oggi sono considerate, diciamo, ben sposate col luogo. E per dirle, questa scultura che è stata una delle ultime posizionate o quella sotto che abbiamo presentato settimana scorsa, che è lo specchio, che in realtà è, visto che sono 20 anni dalla caduta del muro, è il modulo del muro di Berlino, però creato in acciaio inossidabile specchiante, per cui tu guardi te stesso che è il tuo muro da superare. E posso dire, vedendo me stesso che entro qui, in questo posto meraviglioso, dentro una mostra come questa, non so come dire, è un punto di vista ancora particolare su Portofino. Di
dicono che le persone troppo belle hanno una vita strana, anche i posti troppo belli, insomma, hanno una vita particolare perché sono troppo fotografati, troppo popolati. Certo, qui su 10 botteghe, 9 sono per turisti, però ci sono ancora delle botteghe vere. La signora degli alimentari ha chiacchierato, non vuole neanche essere ripresa, quindi proprio siamo, come dire, agli antipodi del turismo e del marketing territoriale. Comunque Portofino è famoso perché qui c'è il rito dell'aperitivo, i locali particolari, le coppie famose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Io sono da solo e mi basta come aperitivo la panchina del porto.